Vincenzo Lotà, sindaco di Menfi e presidente dell'AT Idrico, nel corso di un'intervista rilasciata a Risoluto.it, ha annunciato le intenzioni della presidenza del Consiglio direttivo a portare sul tavolo dell'Assemblea dei sindaci che la compone la proposta di votare per la risoluzione giuridica lunedì del contratto con Girgenti Acque. La soluzione è stata prospettata dal parere che il professor Mazzarella ha avuto chiesto dallo stesso ATI. Secondo Lotà sono ingiuste le critiche che le associazioni dei consumatori hanno fatto al nostro consiglio direttivo, ha affermato, in quanto dovute al silenzioso lavoro che stiamo effettuando, ha dichiarato il sindaco. Ricordiamo che la scorsa settimana l'Intercoop aveva inviato alle redazioni un lungo comunicato stampa dove accusava per l'appunto il CDA dell'ATI idrico chiedendo una maggiore determinazione nei confronti del gestore delle acque concessionarie, cioè Girgenti Acque. Intercoop chiedeva al sindaco di Menfi e al CDA di fare rispettare di più, di essere più aggressiva e mettere in campo quelle iniziative forti per liberarsi della gestione della società privata di Aragona. La posizione di tanti sindaci verso il gestore privato è stata netta. Molti dei primi cittadini sono convinti che il rapporto con la società privata deve essere sciolto. Ricordiamo che la convenzione scade nel 2037. Oggi la notizia annunciata dal presidente Lotà di portare avanti la risoluzione contrattuale. Un momento sicuramente importante perché la fase di approdo di un lavoro che noi stiamo conducendo come Consiglio direttivo e come Assemblea dell'ATE da circa un anno, cioè che è quello di preparare tutti gli atti amministrativi e tecnici in grado di poter supportare una ipotesi di risoluzione nei confronti del gestore Girgenti Acque. Ora finalmente diciamo, l'avvocato ha dato il parere provveditato che dà una serie di indicazioni e anche di riflessione diciamo, per l'Assemblea per poter scegliere una strada da percorrere. Io credo che la strada sia abbastanza già delineata, che è quella di andare verso la risoluzione, che era uno degli obiettivi che da sempre sia i sindaci che non abbiamo consegnato le rete, sia i sindaci che hanno consegnato le rete si propongono, che è quello di andare a una risoluzione del contratto e quindi poter gestire in forma propria, diciamo, quindi garantire una gestione pubblica dell'acqua in provincia di Agrigento. Noi in prospettiva anche di questo voto che daremo lunedì ho convocato nella mattinata di lunedì tutte le associazioni proprio per informarle di ciò che noi faremo, ma anche per acquisire pareri su alcuni atti necessari che sono per quanto riguarda la gestione dell'acqua in provincia di Agrigento, che sono la carta dei servizi e per quanto riguarda diciamo, alcune indicazioni di carattere generale che potranno interessare utenze particolari di ogni comune.